Siamo a Villa Almerico Capra, detta La Rotonda, in assoluto la villa veneta progettata dall'architetto Andrea Palladio, più famosa in tutto il mondo, la rappresentazione della magnificenza della Serenissima di Venezia, della perfezione dell'architettura veneta, è un simbolo per l'Italia in tutto il pianeta. Il nome Almerico Capra sembra tutto unico, invece proviene dalle due famiglie che ci hanno abitato, Almerico che era il primo committente e la famiglia Capra ci ha vissuto qua più di 260 anni. La villa più studiata al mondo, pensate che anche la Casa Bianca ha preso proprio ispirazione da questa villa qua. L'architettura del Palladio è una vera e propria genialità perché la villa è stata costruita per essere asimmetrica a se stessa. 4 lati completamente uguali, è il primo edificio che utilizza la cupola nel tetto per la copertura. Per la prima volta in architettura si affronta il tema della pianta centrale che allora era riservato solo all'architettura religiosa. Siamo qui con Nicolò Valmarana, da oltre 100 anni la sua famiglia è proprietaria di Villa La Rotonda, ci ha dato le chiavi perché oggi ci aprirà le porte di quella che per tutti noi è semplicemente patrimonio mondiale dell'UNESCO. Andiamo a vedere. 15 ettari di proprietà vicino al fiume Bacchiglione, proprio quello citato da Palladio, fiume navigabile a Venezia. La villa ha avuto un periodo disastroso appunto tra la seconda guerra d'indipendenza fino al 1797 e quando arriva Napoleone a Venezia vuol dire la fine della Serenissima. La Rotonda passa un periodo di grande incertezza perché non c'è un vero proprietario. Nel 1912 mio nonno, età 20 anni, firmano l'atto di successione. 2 anni dopo lui ha messo firma come ufficiale volontario e si è fatto 5 anni di prima guerra mondiale. Punto numero 1, è senza fondazioni. Palladio è un genio ingegneristico e crea questa scalinata che praticamente fa da contrafforte, da spinta, e questa spinta è data da questi 6 archi reali. L'arco reale è l'arco con il mattone a 90 gradi, più peso c'è e più spinge. Il fatto che non ci sia fondazione è dato proprio dalla vena di roccia. La vena di roccia Palladio la lascia e non la offende. Roccia è statica, basica, solida, ferma. E infatti la casa ha 460 anni di storia, una delle 4 scalinate belle per salire, utili per ancorare. Il piano base è il piano di servizio. Il piano di servizio è il piano sia per reggere tutto l'apparato, sia per dare servizio, cioè il piano della servitù. Ci sono questi primi 70 cm di muro, 5 cm di scanso, altri 50 cm, altri 5 di scanso, un cornicione ornamentale, però si rientra di 5 cm, piano alto, si capisce che si va dentro di altri 15 cm. Casa, essendo senza fondazione, ha dei muri che una supportano l'altro. Il muro della rotonda ha un'inclinazione di 40 cm di scarto tra la base e la testa. Per capire la rotonda bisogna fissarci in testa che questa è una casa per abitare una persona soltanto. Paolo Almerico è il committente, chiede un progetto per se stesso, lui non ha famiglia. E poi in centro c'è il grande sostegno. Calce bianca categorico per disinfettare, perché qua si macellava, si creava il cibo, si facevano le pulizie, servitù aveva la possibilità di abitare. Quindi questi sono i locali di servizio della villa? Questi sono i locali di servizio della villa. Questo è il tinello, cioè è dove venivano conservati piatti, bicchieri, posate, stoviglie. Andiamo su. Queste erano le scalette da chiocciola che la servitù usava. Wow! La famiglia Capra, immediatamente Mario e Odorico vogliono gli affreschi della cupola
e chiamano Alessandro Maganza, che è un vicentino della scuola del Veronese, amico fraterno di infanzia del Palladio. Ovviamente prima era bianca. Cioè la Serenissima può permettersi il lusso di interpretare l'architettura non più difensiva, case per proteggere, ma per la bellezza dei campi. Quel lucernario là era aperto, come il Pantheon a Roma, e quindi pioveva dentro e c'era questa simbologia di far entrare l'acqua in casa. Di fatto la cosa principale invece è la reazione. Da sotto viene aria fresca e per un effetto camino l'aria calda scappa via. Il sole non entra dentro, è bloccato dall'altezza del proneo. C'è la luce invernale e autunnale che entra in casa. Aprile, maggio, giugno e tutta l'estate, la luce calda rimane fuori dal proneo. Quindi non c'è riscaldamento interno. La polvere di quarzo fa in modo che la luce del sole è assorbita. Giallo maionese, e sono le 4 del pomeriggio. Alle 8 della sera assorbirà il colore del sole delle ore 8 di sera. Quindi il tramonto è arancione e le colonne diventeranno arancioni. La stanza delle mappe sono tutte ex proprietà di famiglia, soprattutto della zona del Basso Veronese. Vedete ragazzi, qua al catasto, mica come adesso online. C'è una mappa semplice, molto comoda da portare in giro. Quindi dalla stanza passiamo nel corridoio. Grande cupola centrale e poi andiamo sulla stanza, l'altra stanzetta piccola, che è uguale all'altra, simmetrica. Le decorazioni qua sono diverse, ma... Questa è la stanza degli antenati. Ah. Questi sono i folli Valmarana. L'amore di una casa è andare a cercare un velluto che si chiami con la colonna. Quando io esco e sono sotto questo proneo che diventa una terrazza e non ci sono i gradini, perché non è educato mandar via l'ospite subito, fargli vedere i gradini, dove è l'uscita. La genialità di Palladio: ci si eleva dalla scala e si entra in casa. Quando si esce si gode di tutto il paesaggio. Nord-est 6 della mattina. Sì. Sud-est 10-12 della mattina. 3-6 di pomeriggio. Nord-ovest tarda serata, tardo pomeriggio. È un'icona mondiale dell'architettura, copiata dalla Polonia alla Russia all'America, si sa, e a tutto il neoclassico inglese, Lord Burlington, eccetera.